Siciliano Live, pronti per un altro appuntamento, bentrovati e oggi parliamo di Made in Sicily come sempre, anche se sarebbe una data speciale, quindi un augurio in inizio di puntata a tutti i papà, a tutti Giuseppe, Giuseppa in questo 19 marzo. Bentrovati da Eliana Chiavetta, ma oggi è anche un venerdì e quindi torna l'attesissimo momento con la rubrica Letto e Sottoscritto e noi attendiamo con ansia di vedere quali libri avrà intorno a sé quest'oggi il nostro Giorgio Lupo. Ciao Eliana, ciao a tutti. Ciao. Ciao Giorgio. Dov'è la Tana del Polpo? Perché se io non vedo prima il tuo libro da qualche parte... La Tana del Polpo è qui, insomma, ecco, là dove non riesco. Mentre tutto il resto sono tutti libri di cui abbiamo già parlato e man mano che avanziamo si riempie sempre di più la libreria di libri veramente scritti bene, molto belli. E allora anche oggi ci presenterai una nuova autrice. Sì, un'autrice tra l'altro sicilianissima e di grande successo, per cui è un grande piacere introdurla, Barbara Bellomo. Eccola qui che ci raggiunge il nostro salottino virtuale. Ciao Barbara, benvenuta. Ciao, grazie per l'invito. Sappiate che sono l'uomo più invidiato di tutta la Sicilia in questo momento, ne sono certo, quindi sappiatelo. E mi beo di questa compresenza con voi, che ovviamente non può che farmi piacere. Ciao Barbara, ben arrivata. Grazie molto per l'invito. Aspetta Barbara, dov'è il libro di Barbara, Giorgio? Il libro è qua, poco fa l'ho tirato fuori dal taschino. Di mano. Sì. Tra l'altro libro molto molto bello, ne parleremo. Il libro dei 7 sigilli. Sì, il libro dei 7 sigilli, Salani Editore, ed è ora Barbara ci racconterà qualcosa. C'è parecchio di cui parlare, in 10 minuti riusciremo a far poco, però speriamo di incuriosire i lettori per quello che si può. Anche perché quando c'è mistero c'è pure la difficoltà di dire ma non dire troppo, è complicato raccontare questi libri, li scrivete, c'è questo thriller che non si può svelare. Sì, tra l'altro è una... È più complicato scriverli. Assolutamente. Tra l'altro è una sorta di matriosca, ora è una reminiscenza del classico, la metaletteratura, perché veramente è una cosa pazzesca, però lei l'ha resa alla grande, in cui c'è la scrittrice Barbara Bellomo che scrive della scrittrice immaginaria Margherita Mori, che scrive a sua volta un libro che parla a sua volta di un libro. Detta così, una cosa mostruosa, ma lei con la sua maestria e con la sua capacità e il talento artistico ha reso veramente questa idea molto molto bella. È un viaggio nello spazio e nel tempo. Barbara, ci vuoi dire due cose sulla trama, il tuo punto di vista sul tuo libro? Sì, il libro dei 7 sigilli è nato un po' come una scommessa perché io prima ho scritto gialli di un'archeologa siciliana ambientati tutti in Sicilia e volevo cambiare genere, confrontandomi con un genere che è prevalentemente trattato da autori uomini, il thriller, e ho pensato di scrivere un thriller con protagoniste femminili, quindi la protagonista è una scrittrice, Margherita Mori, che è una donna molto riservata, che ama soltanto scrivere, molto poco promuovere il suo libro e scrive un libro d'avventura senza sapere, prendendo spunto da un manoscritto che ha trovato, senza sapere i pericoli a cui va incontro. E dopo la pubblicazione del libro tentano di ammazzarle, accanto si trova una giovane tenente dei Ross, Erika Cipriani, un'altra donna molto forte, anzi rispetto a Margherita molto più forte. E nel libro quindi nel libro dell'Apocalisse si parla di un testo che è stato scritto dalla profetessa Anna e che racconta la fine del mondo. Ogni sigillo si abbatte sulla terra una calamità e bisogna fermare l'apertura di questi sigilli. Questo è il thriller. Posso chiederti una cosa? Non è che c'era anche la pandemia coronavirus fra i 7 sigilli? No, l'ho scritto. Ok. Prima, no, per saperlo, magari così ci informavamo sugli altri. Assolutamente no. E quindi c'è tutta questa trama di questa scrittrice in pericolo di vita che deve capire perché, se questo libro dei 7 sigilli esiste veramente,
quanto è pericoloso e come salvare l'umanità. Barbara, allora, Margherita Mori è bionda e ama vestire di nero, da cui mi è venuto in mente quanto c'è di te in questo personaggio. Ma io penso, no, io mi sono distaccata da Margherita, sono molto più estroversa, lei è una donna chiusa che ha difficoltà a relazionarsi anche con gli altri, per questo scrive tanto. È vero che il mio colore è il nero, però ne uso anche tanti altri, invece lei lo deve fare perché ha un problema di memoria. Soffre di ipermnesia, e questo che è un fatto che la memoria conserva ogni ricordo e gli sarà utile per dipanare il caso, però nella sua vita personale crea molte difficoltà, e quindi lei veste di nero, si trucca sempre nello stesso modo, sente sempre la stessa musica perché deve alleggerire la sua memoria, perché sennò poi si fissa sui singoli particolari e si distrae. Rispetto ai testi che hanno ispirato il tuo libro, no? Qualcosa a me era venuto in mente, poi ho sentito un'intervista dove hai parlato anche di altri autori. Sicuramente una assonanza, una consonanza l'ho trovata con Dan Brown, in particolare, e non è una deminuzio dal mio punto di vista, anzi diciamo che Dan Brown ha delle capacità tecniche secondo me straordinarie. In particolare una tecnica, il cliffhanger, che non usi in tutti i capitoli, ma lì dove la usi veramente ti obbliga assolutamente a saltare, ad andare a cercare il resto della storia. Tra quelli che invece credo che ti abbiano ispirato maggiormente, a parte Dan Brown che ho sentito e comunque ti ha influenzato, Ken Follett, che è un autore che vabbè, amo, ma chi non ama Ken Follett tra i lettori? Sfido chiunque. Io vorrei chiederti rispetto a questo, cosa vorresti avere della capacità di scrittura di Ken Follett, ammesso che tu non ce l'abbia, e cosa invece regaleresti a Ken Follett che tu hai e lui non ha? Domandone. Un domandone, perché per me Ken Follett, quando io scrivo sento il ritmo della sua scrittura nella mia mente, con le dovute differenze ovviamente, lui per me è oltre. Allora di Ken Follett io ammiro nelle sue ricostruzioni storiche la precisione. Lui ha una lentezza nella descrivere i personaggi, va in profondità, e sicuramente mi piace il suo ritmo narrativo, tiene sempre il lettore col fiato sospeso, con una sintassi estremamente semplice, lineare, e questo facilita la velocità della lettura. Non avrei niente da regalargli. E invece questa domanda la faccio io. Giorgio, tu cosa regaleresti a lui di Barbara, visto che hai letto entrambi e conosci bene la scrittura di entrambi? Allora, Ken Follett ha una capacità pazzesca, che è quella, come diceva Barbara, di essere veloce da leggere pur essendo lento, che è una cosa, sembra un'antitesi. Si allunga in descrizioni anche dei personaggi e dei punti di vista che apparentemente rallenterebbero, invece questo non accade. Però la scrittura di Barbara a me piace altrettanto, quindi non vorrei che Barbara rallentasse la sua scrittura per somigliare a Ken Follett, vorrei che rimanesse esattamente com'è, perché poi la bellezza dei libri è che ognuno tratta la propria storia con la propria sensibilità unica, ed è quell'unicum poi che li rende affascinanti e che rende poi i libri insostituibili l'uno con l'altro, secondo me. Mi sarebbe piaciuto avere il tempo di parlare anche di Isabella De Clio, di parlare anche degli altri romanzi di Barbara, ma devo dirvi che il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Sì. Una domanda velocissima ce la faccio? O l'ultima, vai. Allora, il libro si struttura in differenti piani, sia geografici che temporali, che anche di tempo narrato, no? A parte lo descrive al presente, a Masada, e invece in Galilea e al passato remoto. Volevo chiederti quanto è stato divertente viaggiare nel tempo e nello spazio, al di là della difficoltà di scriverlo, ma proprio con la testa.
Ma è bellissimo perché scrivendo di altri tempi si vivono altre epoche. Poi io nasco con questa grande passione della storia, per cui per me è stato veramente bello ricostruire un mondo che non c'è più, far rivivere persone che non ci sono più, riportarle in vita. E tra l'altro è stato un viaggio condiviso col lettore, ti assicuro che insieme a te abbiamo viaggiato anche noi ed è molto bello, molto bello. Grazie Barbara Bellomo per essere stata con noi quest'oggi. Grazie a voi. Grazie. Grazie Barbara, faccio solo l'appuntamento, dico solo l'appuntamento di venerdì prossimo con Antonio Fusco, un grandissimo giallista, anche lui di grande successo, e ci vediamo venerdì alle 12. Grazie Giorgio Lupo, ciao. Grazie a te, ciao Diana, buon fine settimana a tutti, ciao ciao. Ciao. Grazie. È un fine settimana particolare, lo sappiamo, perché con le nuove disposizioni tutti un po' più chiusi. Allora, come si fa a vivere il bello della nostra terra e farlo vivere soprattutto ai più giovani se non possiamo muoverci? Lo chiederemo in qualche modo alla prossima ospite. Diamo il benvenuto a Valentina Marchese. Buongiorno, bentrovati a voi. Ciao Valentina, ci ritroviamo, iniziamo a conoscerci un po' meglio. Ci siamo viste qualche settimana fa, ti abbiamo presentato, sei una guida turistica e quindi il tuo mestiere in questo momento sta conoscendo un pochino di difficoltà, poco turismo, si fa fatica a girare la nostra Sicilia per quello che ci riguarda e il problema è, ma i più giovani questa Sicilia la conoscono? La conoscono molto poco, i viaggi di istruzione a scuola in genere sono proprio propedeutici alla conoscenza di questo territorio che al momento non può avvenire perché siamo tutti chiusi e ci sono delle limitazioni per cui i ragazzi non possono uscire dalle scuole. Perciò noi vorremmo invece fargliela vivere comunque e portargliela dentro le scuole. Questo è il progetto che ho iniziato con Io Compro Siciliano e che sto portando avanti con la vostra forza. Grand Tour della Sicilia a scuola, si intitola così? Sì, si intitola così, è proprio un Grand Tour perché è un tour a 360 gradi, noi attraversiamo trasversalmente la Sicilia e facciamo in modo di raccontarla sotto tutte le sue sfaccettature, perciò dal territorio, ai monumenti, alla storia dell'arte, alla storia, alle tradizioni popolari, ai nostri prodotti, ai personaggi storici, a tutte le invenzioni che sono avvenute proprio qua, in questa terra. Abbiamo un video che ci racconta meglio questo progetto, guardiamolo insieme. Sì. Grand Tour della Sicilia a scuola, il vostro viaggio di istruzione in classe, il nuovo progetto di Io Compro Siciliano per la scuola a cura della sottoscritta Valentina Marchese, guida turistica della Sicilia. Vi porteremo in giro per un viaggio trasversale attraverso le bellezze della nostra isola. Con il supporto di materiale visivo digitale e una guida turistica che per la durata di un'ora vi farà vivere questo viaggio all'interno delle vostre aule. Tanta sinergia con voi insegnanti e tanta interazione con voi studenti. Se siete interessati al progetto, chiamateci o scriveteci al numero o alla mail in sovrimpressione. Pronti a partire? Per il Grand Tour della Sicilia a scuola. E questo è un motivo in più per invitare tutti quanti a condividere questa diretta, condividetela nelle bacheche degli insegnanti, dei vostri amici che sapete avere figli, insomma condividetela perché ovviamente in tanti potranno aver voglia di vivere questo viaggio pur virtuale, ma poter non perdere l'occasione di scoprire meglio la nostra meravigliosa terra. Ci sono già delle tappe che hai previsto? Sì, le tappe al momento virtuali sono virtuali, ma con la presenza di una guida turistica appunto live in classe che prevedono alcune aree tematiche. Sicuramente non possiamo ignorare la Sicilia della Magna Grecia, perciò gli albori della nostra Sicilia, già precedentemente fondata nelle sue province di Palermo e le province occidentali dai Fenici, ma già abitata preistoricamente. Ma successivamente, oltre al Magna Grecia, abbiamo il tema del grande splendore arabo-normanno e poi i re Borboni e perciò la Sicilia spagnola, e andiamo anche poi a
concludere, sempre insomma concludere è una parola forse non adatta perché non finisce mai questo viaggio, con la Belle Époque parliamo dei Flori e di tutto lo sviluppo alto borghese della città e la rivoluzione culturale laica, perciò abbiamo veramente un percorso così ampio e così lungo nel tempo che gli argomenti sono infiniti. Questo tour vale solo da, non so, gita scolastica alternativa oppure può in qualche modo integrarsi anche con quello che è il percorso didattico dei professori? Perché potrebbe avere anche dei risvolti interdisciplinari. Sì, infatti noi parliamo di sinergia con gli insegnanti perché gli argomenti sono sicuramente adattabili anche al programma che in quel momento a scuola si sta svolgendo, perciò noi andiamo a supporto anche di una serie di programmi già in atto, con degli approfondimenti che sono di maggiore interesse appunto per gli insegnanti. È sempre un lavoro in divenire perché tutto quello che c'è da dire è talmente tanto, talmente vasto che poi noi daremmo dei focus anche per dei laboratori, per cui è un progetto molto ampio, poi propedeutico anche alle gite di istruzione, perciò non appena potremo uscire nuovamente per visitare e guardare con i nostri occhi queste meraviglie attorno a noi, avremo l'opportunità di applicare quello che in classe già viene raccontato. Anche perché guardando alle riaperture che speriamo possano arrivare il prima possibile, è anche ovvio che il nostro territorio potrà essere la prima meta raggiungibile e che potrebbe fare stare più tranquilli, immagino, i genitori, che in una prima fase immaginare grandi partenze al di là di quelle che saranno le possibilità potrebbero essere più spaventati. Sì, la Sicilia dovrebbe tra l'altro a breve, insomma, avere dei risvolti molto positivi molto ottimistici rispetto alle uscite e alle gite, perché è un territorio che poi con il nostro clima caldo, con la nostra possibilità, insomma, di emergere anche da questa situazione, sicuramente è un'opzione importante. Essere non lontani da casa lo rende ancora più sicuro al momento e poi tante persone non conoscono quello che abbiamo attorno e di conseguenza penso che sia anche una grande opportunità per approfondire ciò che abbiamo in casa. Ma secondo me, Valentina, queste lezioni non le dovresti proporre soltanto per gli allievi di scuola, cioè io la farei anche privatamente, non si può? Ripetizioni private Guarda, di Sicilia. per te tutto ciò che vuoi, guarda, vengo e Grazie. No, assolutamente lo io facciamo. ho circa 265.000 persone intorno che potrebbero farti la stessa domanda qui su Io Compro Siciliano. No. Guarda, possiamo organizzare anche sotto forma di una spettacolarizzazione, anche visto che voi siete molto avvezzi a questo, e possiamo organizzare assolutamente anche qualche bel programma sull'argomento. Guarda, sono dei seminari che possono nascere davvero interessanti per tutti. Perché no? Ci stai dando un'ottima idea. Intanto vediamo anche qualche messaggino che ci arriva da chi ci sta seguendo live. C'è Matteo Magro che dice fai complimenti e ci dai il buongiorno. Io li condivido, Matteo, con Valentina questi complimenti. Bellissimo progetto, bravissima Valentina Marchese, ce lo scrive Daniela la mattina. Luca Leonardi dice Sicilia dentro le scuole con un viaggio virtuale attraverso la storia, l'arte, la cultura e le tradizioni della nostra terra. Bravo Luca, è vero, hai centrato il punto. Maurizio Tumminia dà il buongiorno a Io Compro Siciliano, salutiamo tutti quanti ovviamente quelli che ci stanno seguendo. E Michele Mike Palazzotto dice che voglia di vivere la Sicilia che mi fate venire e io già ci abito. Hai ragione, ma perché parlare di Sicilia c'è talmente tanto che è bellissimo quello in cui viviamo sicuramente, ma basta fare un passo per scoprire 1000 altri mondi. Brava, super guida, preparazione, questa Marilina Miranda e ancora Antonino Di Caccamo che ci saluta da Milano, ci dà il buongiorno e fa gli auguri a tutti i papà, come abbiamo fatto in apertura. Giuseppe Russo, vedi che questa cosa dei viaggi intriga da morire, Valentina, siamo tutti in astinenza da viaggi. Sì, Giuseppe dice, ottima idea, con gli occhi di una brava guida si riesce a godere appieno della tanta bellezza che ci circonda, bisogna iniziare a fare vedere la bellezza salverà il mondo, potremmo concludere così, anche perché di
paesaggi, di architetture, di tutto e di più che ci lascia a bocca aperta, ne abbiamo tantissimi in Sicilia, ma vedere senza capire, senza sapere, senza avere qualcuno che ti guidi e che ti contestualizzi tutto questo e che ti faccia anche arrivare le emozioni della storia che c'è dietro, è sicuramente tutta un'altra storia. Sì, sai quante volte mi capita di avere dei turisti con me e poi le persone che comunque sono un po' da sole e fanno insomma i turisti fai da te, si aggregano al gruppo per ascoltarmi perché magari fanno il parco archeologico e dicono ma bello questo albero, insomma magari c'è un tempio davanti, ecco, cioè, capito? Per cui davvero sfuggono tante cose quando non si è nella possibilità di avere questo racconto, perché la storia è un racconto. Poi io dico sempre che io non insegno nulla a nessuno, io entro davvero dentro la storia, che è diverso, non è una lezione, è un racconto del territorio che va davvero tantissimo a parare su un aspetto ampio, perché il territorio poi siamo noi, è la gente, è l'anima della gente, come si costruisce quest'anima? C'è tanta storia dietro. È bellissima, comunque questa legata alla scuola è una bellissima idea e io non so perché sono convinta che anche dalle altre regioni potrebbero venire a curiosare e dire aspettate che vogliamo venire pure noi a portare i nostri ragazzi in Sicilia. Possiamo anche fare un format in streaming per le altre scuole, perché tante regioni sono interessate alla Sicilia. Io, tra l'altro, durante il periodo della pandemia sono stata chiamata proprio da scuole del centro Italia per poter fare queste lezioni online, che poi appunto erano focalizzate sull'argomento di insegnante scelto, e perciò lo possiamo estendere alle scuole elementari, medie e superiori. Vedi, allora io ti ringrazio Valentina per averci dato qui queste anticipazioni e siamo molto contenti di questo nuovo progetto, di questo Grand Tour della Sicilia a scuola. In bocca al lupo Valentina Marchese. Crepi il lupo, speriamo tutto vada per il meglio per tutti e per la fine anche di questo momento che però stiamo coltivando anche in modo produttivo. Assolutamente sì, grazie ancora Valentina Marchese e questi è soltanto uno dei 1000 nuovi progetti che piano piano disveremo di Io Compro Siciliano. Adesso abbiamo un nuovo spot, chiudiamo così, ringraziando ovviamente come sempre le preziosissime collaborazioni che voi non vedete ma che tengono su tutto questo, da Marzia Monreale al nostro Paolo Gatto. Abbiamo un nuovo spot, chiudiamo con quello augurandovi un buon fine settimana. Ciao!